Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo incontro del nostro ciclo di dialoghi sulla peste e la pandemia che, come saprete, è una iniziativa che nasce, per così dire, da una costola della nostra mostra Contagio, allestita presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto e che purtroppo in questo momento non è visitabile. Ci auguriamo naturalmente che presto torni ad aprire al pubblico e che voi possiate venire a vedere questa mostra, che era partita così bene e però si è poi fermata nell'arancione e poi nel rosso. Comunque, veniamo al dialogo di questa sera. Questa sera dialogheremo con Sabrina Minuzzi, una studiosa con un curriculum davvero rilevante che si occupa principalmente di storia del libro e della stampa e che tuttavia è anche attentissima a questioni legate diciamo, alla storia della medicina e alla farmacopea. Ha al suo attivo collaborazioni di ricerca importanti con istituti importanti dall'Università di Verona all'Università di Oxford e poi alcune delle più importanti biblioteche come la Biblioteca Marciana di Venezia, la Bertoliana di Vicenza o la Biblioteca Correr sempre di Venezia. Attualmente grazie a un progetto Marie Curie lavora tra Ca' Foscari e la Brown University e sta lavorando a un progetto che con un approccio interdisciplinare indaga i saperi, per così dire, medici, però stando attenta alla materia, quindi le piante, gli animali, i minerali. Il tutto verrà poi, così si annuncia, riversato in uno strumento digitale che favorirà la consultazione di questi risultati. Ma stasera parleremo con Sabrina Minuzzi di un suo squisito libro, che è questo, La peste e la stampa, Venezia nel XVI-XVII secolo, pubblicato da Marsilio nel 2020, e che è un libro a tiratura limitata, molto molto bello. Ci porterà quindi, diversamente da questa mostra che si occupa di una piccola città della terraferma veneta, ci porterà in una grande metropoli dell'età moderna, e cioè Venezia. Questo libro è un percorso, diciamo, di letture, un percorso guidato attraverso vari documenti a stampa che vengono dai tempi di peste e si occupano e parlano di peste. E vorrei notare, perché è stato molto piacevole per me nel momento in cui ho ricevuto il libro, notare come fossero davvero numerose le sintonie con l'approccio che abbiamo utilizzato nella mostra anche noi, e quindi diciamo questo tentativo sobrio nel libro e mi auguro anche nella nostra mostra di cercare delle sponde col tempo presente rispetto alle grandi epidemie dell'età moderna. Bene, io non voglio rubare altro tempo a Sabrina Minuzzi e le pongo subito una domanda. Ne ho qui, insomma, me ne sono annotate un po', e ti farei prima questa domanda, se vogliamo scontata, ma che riprende il titolo sia del libro che di questa nostra serata, e cioè: che nesso esiste e che nesso hai scoperto tra la peste e la stampa? Allora, intanto grazie Matteo dell'invito e di avermi chiamata qui, e sono particolarmente contenta anche per il contesto proprio. Abbiamo appena fatto un giro insieme della mostra per vedere come sono stati valorizzati i documenti e non solo quelli proprio, e come è stato creato un parallelo, diciamo, con la realtà presente. Questa Strenna Marsilio nasce proprio dall'idea che sia la stampa abbia dato un impulso notevole al contenimento della peste in alcune ondate epidemiche della prima età moderna, vale a dire dal secondo 400 fino al 600, e al tempo stesso anche la peste a suo modo ha dato modo alla stampa di prendere piede in modo particolare e di aumentare, di intensificare la produzione, soprattutto in alcuni settori. In un certo senso sono stati due fenomeni che dal secondo 400, dapprima parallelamente con il manoscritto
e la stampa, e successivamente dal Cinquecento in poi soprattutto attraverso la stampa, hanno caratterizzato appunto anche il modo in cui l'individuo, ma soprattutto le istituzioni, hanno affrontato il pericolo della pandemia, della peste. Diciamo, una cosa essenziale che forse in genere sfugge quando si parla di stampa, perché si pensa subito ad un libro a stampa o a qualcosa, un trattato medico, eccetera, è che la maggior parte dei prodotti a stampa che sono circolati anche grazie alle pandemie, alle ondate pandemiche della fine del Cinquecento e degli anni 30 del Seicento, sono stati su fogli volanti sottili oppure su opuscoli sempre molto piccoli, che si sono persi nel corso dei secoli successivi oppure sono sopravvissuti grazie al collezionismo di pochi. E in realtà questi sono stati il materiale a stampa che più ha condizionato la vita degli individui, a differenza dei tomi pesanti, belli, ricchi di illustrazioni che magari troviamo ancora abbondantemente nelle nostre collezioni, nelle biblioteche. In particolare, fin dai primi anni del Cinquecento, ma soprattutto appunto nel corso del Cinquecento, anche le istituzioni si sono servite del mezzo a stampa, prendevano delle deliberazioni, dopodiché a Venezia questo succedeva, le mandavano direttamente in stampa, le trascrivevano nei registri e quindi sono conservate in archivio, però per divulgare, per far conoscere a tutta la popolazione nel modo più capillare possibile le disposizioni, anche appunto in tempo di peste, che prevedevano il confinamento di alcuni sestieri, per esempio per quanto riguarda Venezia, cioè di alcuni quartieri. Si servivano proprio del mezzo a stampa, facevano stampare una copia da esporre a Rialto nei punti proprio cruciali della città, un'altra in piazza San Marco, lì veniva letta pubblicamente la disposizione, dopodiché veniva lasciata a disposizione anche di chiunque passava e distribuita nei luoghi pubblici, proprio perché tutti fossero a conoscenza delle precauzioni che le istituzioni prendevano proprio per contenere il contagio, di cui non si conosceva ovviamente l'origine. Quindi sì, è interessante proprio questo aspetto, anche sempre nel gioco di sponda con la contemporaneità, no? L'abbiamo ravvisato anche noi nel nostro materiale, del nostro archivio, proprio questo numerosi di questi fogli, qualcheduno è sopravvissuto legato alle nostre filze, nei nostri scancelli, ed c'è quindi proprio da parte del potere statuale un utilizzo della stampa per, come giustamente osservato, contenere la peste, per informare capillarmente delle direttive, insomma. C'erano, per esempio, si stampavano, come ne avete una esposta anche voi, delle cosiddette fedi di sanità, e cioè delle dichiarazioni, erano dei foglietti prestampati in cui si diceva che il signor tal dei tali era autorizzato ad andare a raggiungere una determinata località per motivi precisi, che potevano essere di lavoro, eccetera, e non era soggetto praticamente a contagio, non era malato. L'individuo che aveva ottenuto questo permesso doveva viaggiare con questa fede di sanità sempre dietro, come succede. Esatto. Appunto, le abbiamo proprio alle nostre spalle, ecco, un po' di fede di sanità. Di sanità. Ma il discorso poi della comunicazione è importante, secondo me, che cioè che in momenti simili di estrema emergenza le cosiddette nuove tecnologie vengono sperimentate nelle loro potenzialità che fin prima magari non sono state indagate a fondo, no? Certo. Non so se questi fogli volanti si usassero già prima o meno. In modo così massiccio sicuramente no, è perché tra l'altro mi è capitato recentemente di sfogliare un'altra fonte particolarmente bella, che sono i diari di Marin Sanudo. Sono voluminosi diari manoscritti stesi, realizzati da questo funzionario anche della Repubblica,
tra la fine e gli ultimi anni del 400 e i primi anni del 500, e fra l'altro anche lì sarebbe bello fare uno studio recuperando aneddoti, di cronaca, però sempre molto intelligenti, perché riguardano non solo la località, cioè Venezia, perché questo è un personaggio veneziano, ma anche l'Italia, l'Europa. Quindi una grande intelligenza. E questo Marin Sanudo, appunto, parla spesso di deliberazioni delle magistrature veneziane, e o ne fa riassunto, certe volte infila tra le carte, soprattutto negli ultimi volumi, cioè quelli nel pieno Cinquecento, infila delle stampe di questi fogli, di queste disposizioni, in sostanza di queste stampe volanti. Sì, no, infatti Sanudo tra l'altro è un personaggio veramente, la cui lettura è veramente raccomandabile. Poi i diari sono sterminati, sì, ed è difficile, però mi ricorda questa tua osservazione un altro personaggio straordinario. Io non lo conoscevo prima di leggere il tuo libro, ed è Rocco Benedetti. Tu lo definisci un notaio protogiornalista. Sì, cioè è praticamente di professione notaio, non si sa molto sulla sua biografia, non sono stati fatti degli studi molto approfonditi, e rientra perfettamente nella figura dei primi autori di ragguagli, di notizie, di avvisi che avvertivano di quanto avveniva nelle città esterne a dove appunto l'individuo lavorava, e l'ho chiamato protogiornalista ricordando un po' prima dei giornali di Mario Infelice, che è una piacevolissima lettura anche quella, che racconta proprio la nascita del giornale, le prime notizie su fogli volanti, eccetera. E questo Rocco Benedetti era solito, parallelamente al suo lavoro di notaio, perché appunto in tempo di pandemia poi andava a rogare testamenti, a prendere le ultime volontà delle persone, eccetera, era sua abitudine anche raccontare, fare dei piccoli ragguagli di racconto, per esempio dei festeggiamenti che c'erano stati a Venezia per l'arrivo di Enrico di Francia, il re di Francia, eccetera. Ci sono stati dei festeggiamenti incredibilmente, cioè lussureggianti veramente, con statue di zucchero, eccetera. Allora lui racconta gli onori che gli sono stati fatti, e faceva degli opuscoli, non ha pubblicato moltissimo, però dei piccoli opuscoli che sono stati ristampati moltissimo nel Cinquecento. E lo stesso succede per questo ragguaglio, per questi nuovi avvisi di Venezia, di cui conosciamo 3 edizioni a stampa e un opuscoletto di 10 carte sostanzialmente, che è stato trascritto, e lo troviamo anche manoscritto ogni tanto, perché appunto essendo un ragguaglio qualcuno interessato se lo ricopiava. Le tirature erano più o meno simili a quelle dei giorni nostri, non erano altissime le tirature degli opuscoli, dei libretti. E quello che colpisce è lo stile asciutto, sobrio, e il racconto che fa di Venezia proprio durante la peste del 1576-77 sostanzialmente. Lui nell'arco di 10 carte, 20 paginette, racconta come è stata affrontata la peste a Venezia, e racconta anche quello che succede, cioè il riflesso nella vita quotidiana delle persone, dei provvedimenti che venivano presi dalle autorità. Quindi è un punto di vista quasi speculare a quello dei fogli volanti che circolavano appunto con le disposizioni di legge, che tra l'altro, a proposito di parallelismi con il mondo contemporaneo, ne abbiamo più di qualcuno emanato lo stesso giorno, che riguarda la stessa materia. Anche lì infatti ne ho presi 2 che riguardano la pulizia, lo sboro, chiamavano appunto delle case e delle suppellettili, dei mobili, eccetera. Tutti e 2 hanno la stessa data, 9 novembre del 1576, e altri 2 provvedimenti augustini, sempre del 76, cioè
era una situazione appunto in continuo dinamismo, in continuo cambiamento, come succede un po' per la vostra grafica anche, e come succede poi per le stesse disposizioni che vengono emanate oggi, al giorno d'oggi, cioè si insegue un po' quello che accade con il contagio, si cerca di contenerlo, si prendono dei provvedimenti, per esempio nei fogli volanti ci sono dei provvedimenti, c'è un provvedimento molto carino di quello che avremmo chiamato lockdown, cioè di confinamento, vale a dire le persone dovevano stare chiuse nei propri sestieri e nelle proprie case di 15 giorni nell'estate del 1576. Dalla cronaca di Rocco Benedetti veniamo a sapere che non è stato realizzato questo confinamento perché sono insorti dei problemi, probabilmente organizzativi, eccetera. Ne faranno soltanto uno più breve nell'ottobre dell'anno stesso, perché la situazione stava diventando veramente, è limitato a 3 dei sestieri. Quindi insomma, certo. sì. Sì, a me ricorda molto, leggendo poi, tu poi trascrivi questo lavoro di Benedetti, ricorda paradossalmente molto il diario dell'anno della peste di Daniel Defoe, cioè che ha lo stesso, anche lì un giornalista, no? Ha qualche cosa poi il passo, diciamo, come si può dire, stilistico è diverso, però anche Rocco Benedetti ha un occhio molto prensile, per così dire, riesce, vedo, a catturare delle cose interessanti. Senti, toglimi poi una curiosità. Tra l'altro, scusami sì, se ti interrompo soltanto perché per almeno qualche notizia biografica ce l'ha da lui stesso certo. In questi nuovi avvisi, dicendo che aveva perso un fratello, la madre e uno zio durante la pestilenza, quindi insomma, cioè, ha vissuto proprio in prima persona la situazione e descrive con dolore però sempre misurato appunto il travaglio di una città che è rimasta deserta, che era piena di persone, di vociare, di silenzi, di commerci, eccetera. Adesso è silenziosa invece, si sente soltanto urlare, viene qualche pazzo che urla e che dice, perché appunto la gente in una situazione di emergenza, le persone possono anche appunto esasperarsi ulteriormente, quindi c'era qualche pazzo che va in giro a dire che la peste è finita, il contagio è finito, ci credono, le persone ci credono, eccetera, oppure il silenzio squarciato da un massacro di gatti, perché pensavano che i gatti fossero i vettori della peste. E quindi insomma vedi una città dolorante sempre descritta con sobrietà, però. Certo. Scusami, assolutamente il motivo per cui Rocco Benedetti è bello da leggere, è altamente informativo, sì, sia dal punto di vista del contenuto ma anche della suggestione, del senso. Tra l'altro anticipiamo un po' così a chi ci seguirà che proprio il silenzio sarà uno dei temi che auspicabilmente affronteremo in uno dei nostri prossimi incontri. E poi tornavo un po' un passo indietro alla copertina, no? Di solito siamo abituati a vedere dei leoni marciani ruggenti, fieri, con queste criniere, queste code, vuoi basse, vuoi dritte, ma sempre comunque, ecco, leoni. E noi qui in copertina abbiamo un leone abbacchiato, tristo, malaticcio. Da dov'è che viene questo leone? Questo leone viene dal frontespizio di un opuscoletto che sopravvive in esemplare unico alla Biblioteca Vaticana, che sarebbe è praticamente il corrispettivo in versi del racconto che fa Rocco Benedetti. Si chiama La Barcelletta sopra il lamento di Venezia del mal contagioso. Praticamente è un componimento poetico fatto in sestine che hanno rima baciata, cioè rimano sempre tra di loro la parte finale, quindi estremamente piacevole ad ascoltarsi, a sentirsi, che racconta appunto questi silenzi della città, che
che racconta di Venezia che era regina dei piaceri e adesso è reietta da tutti quanti. È stato scritto da un autore ceco, uno dei tanti cantastorie che dal tardo Medioevo sono presenti e abitano le città, soprattutto i contesti urbani italiani, ma anche della Spagna. Il fenomeno è studiato in Spagna, anche in Germania, e ha un boom anche proprio questo tipo di professione con l'avvento della stampa, perché queste figure sono in genere dotati anche di un orecchio assoluto, proprio per il fatto che la cecità aumenta le loro capacità musicali, le loro attitudini musicali. Si facevano stampare in proprio componimenti che loro stessi realizzavano con più o meno originalità, insomma, poi andavano per le piazze e per le strade e li cantavano. E questo è un lamento lo stesso, cioè poeticamente dal punto di vista stilistico, se volete, non è assolutamente un componimento di straordinaria fattura. Però è anche qui un lamento sobrio e aderente alle cose. Descrive proprio la città com'era, anche questo è una lettura breve, piacevole, che consiglio. Certo. E un'altra curiosità che volevo così approfondire, ecco, è questa. Si trovano delle cose alle volte veramente inaspettate, sia negli archivi sia nelle biblioteche, e benché spesso gli storici guardino con un po', come si può dire, vorrei usare una parola che fosse giusta, insomma, non troppo sbagliata, quantomeno di distacco, no, di sufficienza ai tentativi che talora si fanno di lettura del presente mediante il passato, no? Si guarda sempre con un po' di, così appunto, di sufficienza. Alle volte però vi sono delle fiammate che uno dice come non notarle, come non rilevarle, perché non rilevarle? E allora notavo che uno dei qui a Castelfranco, insomma, ci sono, come in tante altre città, insomma, numerosi negozi chiusi, esercizi commerciali chiusi, e alcuni esprimono una particolare creatività sul punto delle comunicazioni fatte alla propria utenza e propria clientela del fatto che il negozio e l'attività è chiusa. C'è un bar proprio qui vicino che ha sempre delle trovate, riapriremo quando sarà possibile, cose di questo genere. Io sono rimasto a bocca aperta nel momento in cui ho letto qui nel tuo libro qualcosa di assolutamente simile. Puoi dirci qualcosa a questo riguardo? Sì, è un documento che effettivamente mi aveva colpito ancora anni fa, quando sono incappata, diciamo, guardando queste cose che riguardavano la peste. Ed è un elenco, è una scelta dei più belli e bizzarri motti, la chiama, chi l'ha messo a stampa non si sa, che stavano scritte sulle botteghe serrate di Venezia durante la peste di fine Cinquecento, siamo più o meno sempre nello stesso periodo. E tra l'altro la curiosità è che fortunatamente è riprodotto, e anche se piccolo si riesce a leggere anche nel libretto. Praticamente su 2 colonne ci sono tutti una serie di motti, sono tirati giù, e poi si vede che l'operazione stava continuando, nel senso che qualcuno stava ancora andando in giro a rilevare altri cartelli, quindi c'è una mano che scrive sotto altri motti ancora e corregge quelli precedenti, quindi doveva essere una stampa preparatoria per qualcos'altro. E comunque ce ne sono veramente di esilaranti, alcuni tristi ovviamente, altri però con motti di spirito incredibili. Per esempio uno dice per essere andato in cuccagna, o ce ne sono veramente, per essere andato fora a Zelarin. E ci sono anche delle località anche oppure vedo qui perché voglio così. Sì, perché voglio così.
E un altro, per essere andato fuori a Treviso a far balloni. Poi fina che piacerai Dio, sì, no? sì, Quindi c'è proprio per scapolar la per scapolar la fortuna. fortuna. Ah, perché nessuno viene a comprare per fuggire la sorte. Vedi, è E un proprio altro, sapevo, sono stanco di averselo ogni mattina, esatto. veramente. Cioè, quindi c'è anche molta, c'è questo, viene fuori anche questo approccio ironico, no? Se Sì, vogliamo, che è un po' è decisamente presente nella cultura veneziana, però veramente questo documento è davvero molto 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 interessante. E poi ancora un'altra domanda che vorrei farti è questa. E le donne? ah, le donne sono sempre abbastanza invisibili, diciamo, per quanto riguarda anche e soprattutto la storia della medicina in generale. In questo caso sono riuscita a tirar fuori una ricetta medicinale che viene fatta da una certa Marietta Colocchi. Non solo viene fatta da lei, ma è una figura un po' particolare perché intanto si è sempre occupata prima di orfani, siamo sempre a metà Cinquecento, in questo caso a metà Cinquecento. Si era occupata di orfani, poi ad un certo punto sposa Niccolò Colochizzario, che era il medico del lazzaretto vecchio di origine greca. Questi muore abbastanza presto e lei si propone addirittura per il posto di medichessa, e così viene chiamata comunque in alcune fonti manoscritte che sono conservate a Venezia alla biblioteca del Museo Correr. Si propone per occupare il posto che era stato di suo marito, perché avevano elaborato insieme un rimedio medicinale per la peste, diciamo un preservativo a base di una mirtacea, un'erba smartella. Oltretutto lei, naturalmente la sua candidatura viene respinta, nel senso che non ottiene voti, c'è proprio ancora la votazione in Archivio di Stato a Venezia, ciò nonostante i provveditori alla sanità veneziana si servono sempre di lei fino a quando morirà nel 1568 e la chiamano a insegnare le ricette medicinali che aveva sue proprie anche di famiglia e a insegnare a sborar, cioè a pulire le suppellettili e i mobili i vestiti eccetera, gli abiti per evitare di bruciarli, perché uno dei modi più drastici e più radicali era quello di bruciare, soprattutto nel 400 lo facevano. Lei insegnava a lavarli con l'aceto e altre sostanze. E quindi diciamo, ecco, almeno c'è una ricetta tra le molte ricette di medici, uomini, eccetera. Sappiamo che anche lei comunque ha lavorato, è stata lei a trasmettere poi questi segreti medicinali, queste ricette al genero, che sarà medico anche lui e che avrà il posto che fu di Niccolò suo marito, sposando la figlia, eccetera, eccetera. Comunque è un anello della catena che in genere risulta un po' invisibile, però insomma grazie anche a una ricetta a stampa in cui lei insegna, ecco perché durante l'emergenza in tempo di peste poi si pubblicano proprio ufficialmente delle ricette per automedicazione che le famiglie possono fare da sé. Era molto più viva di adesso, ecco, per esempio questa è una cosa che è assolutamente cambiata, era molto più profonda la conoscenza intanto del regno vegetale che ci circondava, di quello locale, poi c'erano appassionati di materia medica che si interessavano anche di quello esotico, però nelle famiglie si manipolava molto, molto di più di quello che ora noi potremmo immaginare, si manipolavano sostanze naturali per ricavare dei rimedi medicinali, ecco. E quindi le autorità prendono la palla al balzo e pubblicano proprio d'ufficio una serie di ricette di queste figure appunto che si occupavano di medicina. A proposito di ricette, proprio alle tue spalle c'è una ricetta Sì. che abbiamo trovato nel nostro archivio, una ricetta per la sanificazione di
stalle e abiti, e appunto sono tutti materiale, materia naturale, insomma, dal ginepro all'aneto al cumino, quindi anche esotico, anche se merci comunque facilmente reperibili sul Poi mercato del Venezia tempo, era no? A soprattutto, Venezia e così via, sì. crusca, fieno, aceto, ecco. Mi interrompo un momento soltanto per ricordare a chi ci sta seguendo, non l'ho fatto all'inizio, lo faccio adesso, che è possibile interagire con noi scrivendo in chat delle domande che poi noi gireremo a Sabrina Minuzzi e Sabrina Minuzzi vi risponderà. Dunque, prima di chiudere, diciamo, questa parte, diciamo, che viene prima delle vostre domande, io vorrei chiedere un'altra cosa, fare un'osservazione e poi chiederti un'altra questione. Qui la mostra è punteggiata di donne, nel senso che soprattutto nei processi di sanità, dalla parte il più delle volte appunto delle imputate, le donne compaiono spesso e sono sempre figure magari di outsider, dalla prostituta che arriva a Castelfranco in tempo di peste nel 1630 e quindi viene subito fermata e processata, a una donna che possiede una fede di sanità sul verso della quale sono scritte dei versetti dell'Apocalisse giudicati poco consoni, e così via. Oppure ancora donne al centro di delazioni, di insinuazioni e così via. Quindi è una presenza che nei nostri documenti dell'età della peste è viva, si sente e si avverte. Poi un'altra cosa che ho trovato interessante nel tuo volume, che appunto già un po' ne hai parlato, insomma, questo aspetto delle ricette che furono dei veri e propri fenomeni editoriali, cioè conobbero un buon successo, Certo. è vero, di mercato. Ma c'è un altro termine che tu usi, che me lo sono segnato qui, che è quello dei riciclaggi d'emergenza. Io vorrei chiederti due cose a questo punto: se ci spieghi un po' cosa sono questi riciclaggi di emergenza e come li vedi, e poi tu nell'introduzione al libro lanci un po' una sfida al lettore, cioè dici lascio al lettore scoprire se questi componimenti pubblicati in tempo di peste non rappresentino qualcosa che accade mutatis mutandis anche ai nostri giorni. Quindi cosa sono innanzitutto questi riciclaggi di emergenza? Allora, riciclaggi di emergenza sono in tempo di pandemia, appunto, c'è l'urgenza anche di intrattenere un po' il pubblico di lettori con l'argomento più cogente, che è appunto quello della peste. E cosa succede? Si improvvisano autori, si improvvisano poeti dal nulla, che però non hanno l'ardire di mettere un nome almeno nelle cose stampate, le fanno stampare su fogliettini volanti di piccolo formato, e abbiamo una serie di brevi componimenti e sonetti, eccetera, che sono spesso, non spesso, mi sono resa conto proprio assemblando un po' il materiale che riguardasse la peste, che parlano della situazione della peste a Venezia, perché questo era il mio obiettivo, che riciclano componimenti poetici ben più famosi. Ce n'era uno, per esempio, in particolare, sempre anonimo, mi sono accorta, cioè il tono, cioè, anche abbastanza aulico, eccetera. Ho fatto qualche ricerca ed effettivamente è emerso che era in realtà un componimento del 1533, quindi questo qui è stato pubblicato a fine 500, negli anni 70, è un riciclaggio di una selva, un componimento poetico di Luigi Alamanni, che era un poeta ben famoso che descriveva la peste a Firenze negli anni 30. Nel 1533. E cosa succede? Il riciclatore, praticamente, questo poeta nato nell'emergenza, non fa altro che cambiare l'arno
con Adria, cioè con la regina d'Adria, mette anziché Arno, e poi fa un altro piccolo cambiamento in 2 versi soltanto, dopodiché con un titolo diverso. L'uno è La peste a Venezia, il racconto in versi della peste a Venezia, che recupera invece il racconto Il lamento di Firenze per la peste degli anni 30 del Cinquecento. E in un altro caso un sonetto invece riscrive, sempre di un anonimo, riscrive un sonetto ben più famoso di Petrarca, in morte del cardinale Colonna, in cui cita Laura. Subito, leggendo Laura, ho detto fai qualche ricerca e viene fuori sì, una riscrittura. In tempi così di urgenza, di emergenza, però questa secondo me è una cattiva abitudine che non è solo forse dei tempi di emergenza oggi. No, si ricicla magari spesso rapidissimamente qualcosa. E con poca discrezione anche. Forse sto pensando adesso, non abbiamo, siamo centrati sulla stampa, no? Quindi su questi strumenti, su questi mezzi, su questi prodotti particolari legati alla peste, ma non abbiamo ancora magari detto a chi ci sta seguendo, e magari non tutti sono informati di questo aspetto, insomma, di che cos'era la Venezia del Cinquecento rispetto al mercato librario, rispetto alla stampa. Cioè, non era una città tra le altre. Uno, ti lascerei dire qualcosa a questo riguardo, e poi, perché mi pare che ne parli, se ricordo bene, chiederti anche cosa accadeva al mercato librario veneziano, cosa è accaduto in corrispondenza dei momenti di peste. Sì, allora, Venezia ovviamente è uno tra i centri di propulsione proprio della stampa, tra i più importanti d'Europa nel corso del Cinquecento. Dal secondo Quattrocento erano venuti stampatori tedeschi che avevano insegnato l'arte ai veneziani, che la sanno mettere in pratica molto bene. In più Venezia è un centro commerciale potentissimo e questo dà una spinta incredibile alla produzione editoriale, eccetera. Nascono veramente le prime figure di editori e non più soltanto stampatori, quindi con un'idea precisa in testa di che cosa si vuol pubblicare. Il fatto, mi sono accorta comunque analizzando, grazie al fatto che adesso si dispone sempre di più di basi dati più complete e raffinate, anche se una buona parte è andata perduta comunque delle cose che sono state pubblicate. Mi sono accorta che effettivamente durante i picchi di pandemia Venezia resta sempre tra le città che pubblicano di più, però ha un trend nettamente in flessione rispetto a centri minori del suo stato da terra o anche altri centri minori in giro per l'Italia, che addirittura si iniziano a stampare durante la pandemia, sempre queste cose di poco respiro su foglio volante, eccetera, che comunque però ha la sua importanza nella formazione proprio anche dell'habitus mentale delle persone. E quindi probabilmente ho fatto questa riflessione perché in una città ovviamente il tracollo economico è più pesante, la chiusura di tutte le attività, manca chi fornisce carta, mancano i lavoranti soprattutto, addirittura una delle raccolte di questo materiale effimero stampata a Milano negli anni 30 del Cinquecento, dice che è uscita in ritardo proprio perché mancavano i lavoranti per via di un'altra epidemia di peste, perché è un po' un fenomeno carsico. La peste arriverà sempre con dei picchi e quindi Venezia abdica, diciamo, in parte, comunque ha una flessione notevole rispetto ad altre città della terraferma che invece hanno anche lievi incrementi nella produzione a stampa, quindi la fa proprio un po' morire, cioè ci sono questi vuoti, questi periodi vuoti anche nella stampa. Anche questo, insomma, soprattutto nel primo dei nostri lockdown c'è stato un fenomeno abbastanza analogo, insomma, ecco. Intanto dico ai nostri ascoltatori che se vogliono cominciare a scriverci le domande possono farlo, e nel frattempo io ne rivolgo un'altra a Sabrina Minuzzi,
che c'è all'inizio del libro, c'è anche un manoscritto, c'è anche un documento manoscritto estremamente interessante di uno dei principi degli editori, degli stampatori, che è Aldo Manuzio, che si imbatte in una avventura abbastanza interessante possiamo dire, in un rastello. Sì, certo, perché era un posto di blocco Esatto. e di controllo, diciamo, di chi entrava in una città e usciva da altri sì, stati. Ecco, magari spieghiamo un attimo questa cosa dei rastelli, che erano questi sbarramenti, no, che venivano costruiti alle vie principali d'accesso alle città, particolarmente sorvegliati, controllati in momenti di peste. E tra l'altro voi avete qui in mostra infatti degli elenchi di persone che stavano a guardia di questi abbiamo rastelli. un elenco di 434 persone cioè che è pazzesco, una cosa del genere non ho mai vista negli archivi. No, assolutamente, veramente aver trovato questo rollo dei guardiani che facevano il turno era veramente stato perché ti dà veramente le dimensioni dello sforzo fatto dalla città. Parliamo di una città di a quell'epoca forse 3.000 abitanti, 3.500, insomma, non molto più. Immaginiamoci una metropoli come Milano, che tipo di dispiegamento di forze. Ecco. Ma a Manuzio cosa è successo? Manuzio stava andando in giro per l'Italia nel 1506, siamo nel 1506, c'era un altro picco, un'altra recrudescenza pandemica e stava andando in giro per l'Italia a cercare manoscritti di Virgilio perché voleva fare un'edizione virgiliana, delle opere virgiliane, e insieme aveva un aiutante, un servitore, cioè, che gli portava praticamente questi manoscritti, eccetera. Se non che arrivano ad un posto di blocco all'ingresso a Canneto, vicino a Mantova, diciamo. Fanno per entrare e questo servitore però, che aveva dei precedenti, aveva avuto delle liti precedenti con alcuni personaggi locali, era incappato anche nelle maglie della giustizia, prende paura, in realtà non aveva combinato niente di particolare, però era stato bandito dal territorio mantovano e probabilmente però quell'ordine non era neanche più vigente, prende e scappa. Insospettiti i guardiani, allora fermano Aldo Manuzio, che era rimasto interdetto e non capiva cosa stava succedendo, e lo mettono in prigione. Allora, dalla prigione, in una situazione veramente tetra, Aldo Manuzio scrive allora al signore di Mantova, a Francesco Gonzaga, e gli chiede se può fare qualcosa, intercedere, perché deve essere successo qualcosa, non ha capito, gli hanno confiscato tutto il materiale perché l'hanno prelevato al suo servo, eccetera, e lui è chiuso in gattabuia, non risponde alla prima, neanche alla seconda lettera, alla terza però risponde, cioè la terza, che è la letterina più accurata, il messaggio più accurato, questo che si trova all'Archivio di Stato di Mantova, questo l'abbiamo pubblicato, e Aldo Manuzio chiede a Francesco Gonzaga: per favore, sono ai suoi ordini, mi dica quello che devo fare, eccetera, eccetera, pur di togliermi da questa situazione, mi metto anche al suo servizio, però mi raccomando non mi faccia arrivare a Mantova, perché se arrivava a Mantova, poi per tornare a Venezia avrebbe dovuto farsi 40 giorni di confinamento prima di riprendere le proprie attività. Allora il duca di Mantova, impietositosi, alla fine ha risolto tutto, è andato lui, ha fatto portare indietro i manoscritti virgiliani che aveva a disposizione, l'ha lasciato andare con un salvacondotto. Aldo Manuzio ha potuto rientrare a Venezia e riprendere i suoi lavori, eccetera. Disavventure che tra l'altro Aldo Manuzio aveva fatto anche un fioretto, perché si era preso comunque la peste in forma leggera nel 1498 e aveva fatto un fioretto aveva detto che avrebbe preso gli ordini sacri, gli ordini se guariva. In realtà dopo c'è la minuta anche della sua richiesta di poter essere sciolto dal voto che aveva fatto, proprio perché appunto lui si manteneva con il lavoro delle sue mani oltre che della sua testa e aveva bisogno di lavorare. Certo. Sostanzialmente scioglimento dei voti che gli viene concesso.
Nel frattempo chiedo se ci sono ancora, voi fatemi sapere nel caso dalla regia, ecco, sta venendo fuori da questa chiacchierata un aspetto su cui è bene forse porre un po' l'accento, di ordine generale sulla storia delle epidemie di peste, e cioè che noi siamo abituati così a trattare di questi grandi momenti di epidemie spaventose, il 1575-77, il 1630-31, il 1712-13 per certi versi, ma non dobbiamo dimenticare che lo storico che si avventura negli archivi delle città, eccetera, trova invece questa situazione endemica di peste dal 1348 in poi. Cioè magari la peste, dico un esempio che mi è familiare per studi che ho fatto, se uno prende la Padova dell'inizio del 400, cosa trova? Trova 1426, il vescovo ritiratosi sul Venda muore probabilmente di peste. 1438 non si fanno prediche e processioni perché c'è la peste. Insomma, noi siamo abituati a ragionare di questi momenti che sono seguiti alla pandemia del 1348, perché quella è la grande pandemia, no? E questa enorme fiammata di contagio del XIV secolo e poi lasciato una scia lunghissima di secoli dietro di sé, e non è stato possibile contenerla se non in termini per cui quando la peste colpiva ad esempio Padova e le scuole dell'università erano vuote perché gli studenti venivano chiuse, magari Padova la peste si circoscriveva lì in un momento magari breve. Giorgione muore di peste giusto a Venezia nel 1510, in un momento in cui la peste c'era a Venezia ma non fu un'epidemia. Quindi dobbiamo capire anche questa situazione giusto sotto questo leitmotiv, diciamo, di epidemico, purtroppo per tutta l'età moderna. Avete una domanda? Sì, se potete leggerla, noi la... Sì. Buonasera, la domanda chiede: che linguaggio veniva usato negli opuscoli che informavano le persone sulla peste? Che linguaggio? Che linguaggio, cioè immagino che tipo di... Sì, non scientificamente, cioè in questo senso probabilmente non... un linguaggio sicuramente molto accessibile. Intanto comunque c'era una trattatistica fatta in latino per gli addetti ai lavori, cioè i medici, eccetera. Quindi è una trattatistica invece molto diffusa, fatta in volgare, italiano in questo caso, che aveva una destinazione anche qui sia per i professionisti comunque che per le persone interessate in generale. Quindi avevano un linguaggio tutto sommato molto accessibile. Poi dipende perché anche in questi materiali, in questi opuscoletti, in questi trattati antichi, molto dipendeva anche da come veniva presentato proprio il testo, se in modo un po' arioso, spaziato, eccetera, se le frasi erano brevi, e quindi c'era la possibilità da parte di un pubblico molto più ampio di capire i contenuti. Però diciamo che sostanzialmente venivano scritti in un linguaggio accessibile, ma anche scientificamente corretto per quei tempi, ecco, certo. E aggiornato. Ok, quindi questa domanda del linguaggio non è assolutamente, credo sia anche un po' sotto il discorso il tema del linguaggio con cui a noi giungono le direttive, che forse talora non è così chiaro, non è giudicato, quantomeno così chiaro. Dunque, tornando sull'aspetto della che veramente secondo me è il cuore della nostra, diciamo, chiacchierata è proprio questo, e del tuo lavoro, quello che emerge, questo secondo me è l'aspetto fondamentale, e cioè l'utilizzo di uno strumento di comunicazione di massa con tutte le virgolette del caso, parlando, no?
di 500 e di 600, che viene, come si può dire, sperimentato nelle sue più potenti implicazioni in un momento di emergenza sanitaria. Si può dire quindi che, come è stato detto anche in relazione alla nostra situazione, che nei momenti di emergenza si sperimentano le potenzialità di strumenti tutto sommato ancora nuovi, che possono tramutarsi in strumenti di stabile applicazione. Certo, certo. È quello che esce un po' anche dal tuo lavoro. Io ho molto sentito questa attenzione sulla comunicazione, su questo problema, insomma, di comunicare diffusamente un dato critico, no? E questo è veramente... Ecco che intanto sta arrivando un'altra domanda, lo sento. Okay. Ecco la prossima domanda. In questi materiali a stampa, che tipo di notizie emergono riguardo i lazzaretti? Riguardo i lazzaretti c'è la magnifica descrizione, consiglierei comunque a tutti di andarsi a vedere, ci sono delle copie anche in Google Libri digitalizzate integralmente di questa cronaca di Rocco Benedetti. È straordinaria la descrizione che fa sia del lazzaretto vecchio, che paragona all'inferno, che del lazzaretto nuovo, che paragona invece ad un purgatorio. Effettivamente nel lazzaretto vecchio andavano le persone contagiate, ne morivano moltissime, i pizzigamorti e comunque chi li guardava erano reclutati forzatamente, diciamo, chi li assisteva, le persone di assistenza erano reclutate forzatamente e morivano loro stesse. C'è descritta più di qualche scena appunto un po' terribile, e il lazzaretto nuovo invece un po' appunto sia in sé, nel modo in cui veniva organizzata l'esistenza eccetera, preludeva in alcuni casi al ritorno, al rientro in città. Quindi io ho presente questa descrizione. Nella trattatistica, in realtà di trattatistica si parla in genere di regimina sanitatis, che venivano chiamati regimina pestis, vale a dire il reggimento che una persona doveva, il comportamento igienico in senso molto lato, che una persona doveva tenere durante l'epidemia, che andava dal tipo di cibo, l'esercizio fisico che doveva fare, la veglia, il sonno, eccetera, e venivano date delle ricette medicinali anche abbastanza semplici, in genere per preservare dal contagio oppure per curare i bubboni, le tumefazioni, che poi erano sostanzialmente l'infiammazione dei, come si chiamano? Dei linfonodi, ecco. E quindi venivano dati dei rimedi del genere, però non ci sono descrizioni di lazzaretti in questi documenti, ecco, né nelle ricette, più che altro bisogna vedere nelle cronache, appunto. Nelle cronache e poi forse nell'iconografia. Nell'iconografia, no, certo. Ecco, l'iconografia aiuta molto a vedere queste scene di lazzaretto, soprattutto sui secondi piani di certe palle devozionali, eccetera. Noi qui in mostra ne abbiamo qualcuna, ecco, che rappresenta proprio queste scene, che sono le due polarità poi, no, del distanziamento come concentrazionario nel caso di lazzaretti, e invece diradamento nel caso, è vero, delle quarantene e degli isolamenti in casa. Continuano le domande e allora soddisfiamole. È la nostra epoca ultradigitale. Avrà ancora nella stampa la memoria di questi tempi? Resterà memoria di questi tempi o la volatilità del digitale sarà un boomerang? No, non credo che... Secondo me sono abbastanza fiduciosa, ci sarà coesistenza. Coesistenza di mezzi, cioè se ne aggiungono altri, diciamo. Come così con la stampa non è morta la tradizione manoscritta, ma c'è
anzi forse inizialmente gli studiosi, magari recuperando questa rivoluzione della stampa a caratteri mobili eccetera, aveva un po' sottovalutato la permanenza e la persistenza di certe forme di comunicazione manoscritta che comunque continuano ad esserci in modi diversi, e quindi penso che anche le forme di comunicazione così volatili, così digitali, così prive di hardware, comunque intanto possono essere utilizzate anche per conservare e quello che succede, queste forme di comunicazione precedente. E poi si aggiungono, secondo me non cancellano comunque. Bene. D'accordo. Continuano? Sì? Scusate, stiamo attendendo un'altra domanda. Lo stato d'animo dell'epoca delle persone può avere una similitudine con quella attuale? Certo. Certamente, c'è lo stesso sgomento, c'è tra l'altro forse qualcosa anche di più grave, perché in quelle situazioni c'era la disgregazione dei rapporti anche familiari, spesso. Direi una cosa che è assolutamente un po' diversa per il momento attuale, e più ricorda magari la peste descritta da Boccaccio. Sì. E quindi il tentativo comunque lui di fare un ordine, un'armonia, di riportare un'armonia nella società che non esiste più. Per carità, anche oggigiorno abbiamo delle situazioni di difficile gestione sociale, eccetera. Però diciamo che lo stato d'animo, no, comunque per molti aspetti lo stato d'animo è affine, è una sensazione. Sì. Lo stato d'animo, sì. Ecco, poi bisognerà forse considerare questo, che si tratta di due, diciamo, patologie, la peste o quello che stiamo vivendo noi, completamente differente dal punto di vista appunto dell'incidenza, della mortalità. Insomma, noi stiamo parlando di una Venezia 1575, 76, 76, diciamo Venezia 77, che ho in testa il numero di 56.000 o 46.000 morti. 46.000 morti. Abbiamo una Verona che nel 1630 in città ha toccato picchi in alcuni quartieri di mortalità del 62% della popolazione. Quindi siamo su una scala diversa. Una scala completamente diversa. Ecco, io dunque ringrazio veramente Sabrina Minuzzi per aver partecipato a questo nostro secondo dialogo. Ringrazio le persone che ci hanno seguito. Portiamoci a casa dunque soprattutto questo spunto dell'indagare gli strumenti di comunicazione in tempi di emergenza sanitaria, e così in questa occasione io vorrei già annunciare ai nostri mi fa strano dire, perché anche questo è un tempo di pandemia, no? Solitamente avrei detto ho piacere di annunciarvi, guardando le persone di fronte, che il nostro prossimo ospite sarà, quindi io invece adesso sto dicendo ho piacere di annunciare ai nostri ascoltatori che il nostro prossimo ospite sarà il 29 aprile, terzo incontro, e sarà un grandissimo filosofo che si è occupato di estetica, ed è il professor Sergio Givone, che ha scritto mi pare sia nel 2012 un importantissimo libro che si chiama Metafisica della peste, e sarà qui con noi per discuterne. Io vi ringrazio ancora e vi ricordo che questo contenuto potrà essere ascoltato e rivisto da voi sul nostro canale YouTube Biblioteca, Museo, Archivio Castelfranco Veneto. Grazie ancora Sabrina Minuzzi. Grazie a te e a voi. E grazie a voi.